Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Oggi parliamo di sociale e lo facciamo in compagnia di un collega, ma in questo caso è una veste molto più importante, diciamo di giornalista, che è Claudio Cugusi. Lo vedete anche nel sottopancia. Innanzitutto, ciao Claudio e grazie di aver risposto presente. Grazie a te Fabrizio, ciao, ne approfitto per farti i complimenti per il premio che da ultimo ti hanno appena Grazie. riconosciuto. Era ora, i premi portano sul morale. Buona giornata a chi ci ascolta. Allora, con Claudio è stato nominato di recente, lui da anni in prima fila e in prima linea per quanto riguarda il mondo del terzo settore, del sociale, quindi nel fronte del volontariato. Ecco, in questi ultimi giorni è stato nominato presidente della protezione civile dell'Associazione Nazionale di Azione Sociale, ANAS. Lui è responsabile di Rete ANAS Soccorso Sardegna, da qualche giorno è diventato, diciamo, il referente, il responsabile a livello nazionale. Mi hanno Innanzitutto, fregato, lasciamelo dire, per costruire la rete, diciamo, italiana di protezione civile di ANAS, che è composta allo Stato da, diciamo, 160 associazioni locali con circa 3.000 volontari che non hanno la cultura della rete, e quindi proverò, se ci riuscirò, a mettere in piedi la rete sotto proprio il profilo, diciamo, operativo e collettivo, ecco, e non soltanto l'individualità dell'associazione, del paese o della città. Scusa per ecco, l'interruzione. dicevo in apertura, tu da sempre, da anni, in prima linea per quanto riguarda il sociale, ecco, diciamo, lo scoppiare del conflitto in Ucraina ha sollevato, mettiamo così, una situazione che covava da tempo, però nel vostro caso, come è capitato tante altre volte in Sardegna, penso a Bitti, penso a Olbia, avete preso macchine, quello che avete raccolto, persone, altri volontari, e vi siete messi alla marcia, alla volta dell'Ucraina per dare una mano alle popolazioni colpite, addirittura portare anche donne e bambini da queste parti. Insomma, è stata e sarà comunque una bella avventura perché prosegue questo intervento di solidarietà. Ti chiedo, Claudio, come nasce? Ovviamente è l'avventura che avete vissuto anche già le prime volte che siete andati lì. Guardi, far ridere e dire ti ringrazio per la domanda perché l'ha detto qualcun altro da poco, no? Però davvero ti ringrazio per la domanda perché mi permette di raccontare, di tornare io stesso indietro in questo vortice di iniziative, di cose di queste settimane e di riprendere il filo del nostro intervento. È capitato molto banalmente, io li voglio citare con nome e cognome, che due amici, Luca Del Balzo e Alina Tokarez, un bolognese sposato a Cagliari con un'ucraina e una ucraina sposata a Cagliari con un cagliaritano, separatamente mi investissero del problema del trasferimento a Cagliari di parenti loro ucraini bloccati al principio dello scoppio della guerra. Nel senso che privatamente mi hanno detto, hai visto cosa sta succedendo, ho il problema di riportare qui, di togliere da lì questi miei parenti, questi parenti di mia moglie. Mi puoi dare una mano con le vostre ambulanze? Questa è stata la domanda iniziale che in contemporanea è giunta, quindi non una richiesta di cibo, non una richiesta di medicinali. Mentre io riflettevo su questo, ma sto parlando di pensiero e azione, cioè nel giro di poche ore, mi chiama un noto medico di Cagliari, che non so se posso citare, mi dice, uno psichiatra, mio amico, e mi dice, guarda, se per caso dovete fare qualcosa per l'Ucraina, sappi che il mio omologo primario in psichiatria dell'ospedale di Leopoli mi ha chiamato e mi ha detto che stanno finendo i farmaci per i malati di mente, in particolar modo quelli con litio. Quindi, se per caso conosci qualcuno che va da quelle parti, vorrei affidarti farmaci da portare all'ospedale di Lviv. E siccome l'ospedale è stato chiuso, perché la situazione è grave, era già grave da principio, guarda che ti dovrò dare l'indirizzo perché i pazienti sono in stazione, come in stazione, sia la stazione dei treni con i medici si sono accampati lì perché per la questione naturalmente del rischio di guerra, non essendoci in ospedale un luogo sicuro, un bunker dove rifugiarsi,
nel caso vanno dritti nei sottoscala della stazione. Sono tante storie quindi unite che mi hanno portato a guardarmi negli occhi con alcuni miei compagni di avventure solidali, di avventure sociali, il primo dei quali è Silvio Piras, anche egli che ha una compagna ucraina, che fa l'agente di viaggio, che è stato quello che ha organizzato tutte le carovane, perché il problema iniziale delle carovane sarde era poi anche mettere insieme, trovare i pulmini, trovare gli autisti per darci il cambio. E Simone Moro, che è responsabile degli autisti e del personale del gruppo Sardegna Soccorso. Quindi abbiamo mischiato velocemente questo insieme, abbiamo fatto una grande polpetta che ha funzionato, perché il primo viaggio siamo riusciti ad arrivare in 24 ore, anche meno, 22, senza fermarci, da Livorno fino al confine polacco di Medica, dove io avevo per fortuna già un contatto, la nostra Irina, agente immobiliare a Quartu, ma ucraina di Leopoli, di Lviv, che per stare con la madre l'ha tornata da Quartu a Lviv, alla quale ho detto: tu sai che fai? Tu fai l'unità di crisi, visto che sei a Lviv, per conto nostro, per ANAS, sei disposta? E mi ha detto sì. Allora l'abbiamo accreditata, è andata a lavorare al municipio dove c'è l'unità di crisi generale della municipalità di Leopoli, che è una grande città, e lì è nato tutto, perché come ANAS abbiamo iniziato attraverso di lei e Natalia, un'altra, a prendere tutte le disponibilità delle persone interessate a venire in Sardegna, e dall'altra in Sardegna a incrociare le disponibilità delle famiglie che man mano ci dicevano: io lo prenderei un bambino. No, bambino se ne può prendere, non funziona così. Allora prenderei una mamma con un bambino. Bene, questo già meglio. E quindi abbiamo iniziato a incrociare la domanda e l'offerta, cioè da una parte la rete che nasceva delle famiglie, appunto, e dall'altra le disponibilità degli ucraini. Perdonami, è sicuramente molto molto interessante e soprattutto avventuroso raccontarlo, però tu che hai vissuto anche in prima linea, io ho fatto l'esempio di Bitti dopo il nubifragio, di Olbia, anche lì dopo, insomma, un evento catastrofico. Com'è stato te personalmente, ma potevo dire anche con i tuoi compagni di avventura, vedere una guerra dal vivo, o quello che resta, per esempio, degli edifici demoliti, le persone che scappano poi da un conflitto, perché credo che pochi di noi forse si possano immaginare situazioni del genere. Allora, devo essere sincero, io la guerra vera questa volta non l'ho vista, nel senso che sono entrato ovviamente in Ucraina, ma ho visto in compenso il dolore in uscita. Ho visto quello che voi vedete in TV, cioè le file interminabili di donne giovani, qualche volta anche anziani, ma soprattutto bambini presi per mano alla frontiera, sotto la neve, anche 2 giorni per uscire, anche 2 giorni in piedi per uscire. Vi dico, questa cosa qui è straziante. Non faccio cinema se vi dico che tutto questo appunto avviene sotto i fiocchi di neve, perché veramente è così, si marcia metro per metro per uscire dal confine ucraino verso quello polacco. Una volta entrati in quello polacco si marcia metro per metro, quindi immaginate in questa situazione non poter contare su servizi igienici, non poter contare su nulla, perché tu sei in fila e non puoi uscire dalla fila, se esci dalla fila sei finito. È una situazione veramente dal punto di vista umanitario terribile. Nelle prime settimane soprattutto era così, ormai questo esodo si è praticamente consumato, perché dall'Ucraina sono già usciti 5 milioni di ucraini in queste settimane. Se la guerra lo consentirà, in sicurezza il più possibile, io lunedì sarò in territorio di guerra, sarò a Leopoli, perché devo incontrare il sindaco per vedere come possiamo continuare ad aiutare anche quando la guerra finirà, continuare a collaborare. E mi immagino di vedere un po' dei danni che su Leopoli sono stati fatti dai bombardamenti, anche se è una città nel complesso risparmiata, perché si trova a 60 km dal confine con la Polonia, quindi diciamo non ha subito particolari attacchi, se non 10 missili in una giornata, un altro attacco un'altra volta. Però ti dico, Fabrizio, il tema, diciamo, di ciò che è distrutto
mi tocca abbastanza meno, perché la distruzione è distruzione. Certo che vedere la distruzione fatta dall'uomo è diversa dalla distruzione della natura. Fatta dalla natura. Io ho il piacere, ho dato la mia mano a sparare al fango, non è un piacere, anzi è proprio molto doloroso vedere le case invase dal fango, le famiglie fuori, così come in occasione degli incendi, però è un tipo di dolore diverso, perché ne capisci l'inutilità totale, nonostante spesso i danni della protezione civile derivino da danni provocati dall'uomo e la natura che poi appunto si riprende i suoi spazi e si vendica, però è diverso. Comunque sia, io personalmente, se questa era la domanda che mi hai fatto, se non me la faccio da solo, ne esco arricchito da questa vicenda, ne esco umanamente, moralmente molto arricchito, sono felice di aver dato il mio piccolo contributo. Claudio, posso farti una domanda invece per quanto riguarda il cuore dei... Sembra una retorica, tu parli di detto prima, non voglio fare cinema, ma io ho notato, non so se è meglio o peggio rispetto ad altre parti d'Italia, che noi nel nostro 1,5 milioni di abitanti, parlo proprio di sardi, quando ci sono situazioni del genere abbiamo un senso di solidarietà, forse perché noi stessi, essendo isolani e molte volte isolati anche dal resto della penisola, abbiamo un senso di fratellanza, di solidarietà, di accoglienza che raramente trovo da altre parti. Mi sbaglio o è solo la mia impressione? No, su questo non sbagli. Sono tanti gli episodi che ti posso citare che mi portano in maniera concorde a dire quello che stai dicendo tu, cioè che alla fine noi rispondiamo come un vero popolo, a differenza di altre situazioni, di altri contesti italiani. Noi in questo senso, secondo me, non siamo proprio italiani, anzi, non lo siamo per nulla. Abbiamo agito come una sola nazione, ti dico, con un sentimento che è soltanto sardo, che nulla c'entra con l'Italia. Esempio, comuni microscopici a rischio di estinzione autenticamente, come Sini, te li cito, te li faccio con nome e cognome, come Azzara. Il sindaco di Azzara mi ha chiamato, ha promosso, lui si chiama Alessandro Corona, ha promosso lui una raccolta in paese. Dopo averla promossa si è organizzato con la farmacia, perché io ho detto non è inutile che ci diate vestiti, perché Fabrizio ho visto colline di vestiti abbandonati, colline perché aperti, non c'è quello che mi serve, c'è una misura differente, si butta, fanno colline alla periferia, dice, dell'uscita di Medica in Polonia, una cosa anche, devo dire, abbastanza schifosa e offensiva verso i donatori. Quindi non servono i vestiti, servono i medicinali, ovviamente, serve il cibo a lunga conservazione. Sembrerà strano, ma anche in Ucraina amano i cani e gatti e non c'è più da mangiare per cani e gatti e i padroni dei cani e gatti se ne sono andati e i cani e gatti circolano senza mangiare, quindi serve cibo per cani e gatti. E noi questo abbiamo chiesto. Beh, il sindaco di Azzara, tornando indietro, questo ha fatto, ha promosso la farmacista, dottoressa Giovanna Ghiani, se n'è venuta alle 9:30 di sera da Azzara in macchina a portare le scatole perché così la mattina dopo potevano salire sul tir. Questo è uno degli episodi. Il sindaco di Sini, e c'è ha coordinato tutto un gruppo di sindaci di piccoli comuni, ognuno con le sue 3, 4, 5 scatole di farmaci raccolti nelle case, controllando le scadenze per evitare di dare roba scaduta, che non va bene manco quello. Ecco, sono reti di solidarietà che testimoniano che accanto ai grandi doni di grandi imprese, ci sono imprese che hanno donato denaro, ad esempio, denaro importante, imprese sarde, ci sono imprenditori, di quali non posso fare il nome, che hanno preso a casa mamme con figli, case grandi dove si possono permettere di... Ci sono compagnie di navigazione come la Grimaldi e da ultimo la Tirrenia nel viaggio di un tir che parte il primo, che ci consentono di far viaggiare gratis i mezzi risparmiando a tir 1.000-1.500 euro. Capite bene che noi possiamo raccogliere tutte le scatole che vogliamo nel convoglio che parte il primo, ci sono 2 tir, ognuno da 2,5 tonnellate, quindi 5 tonnellate stiamo portando di medicinali e di cibo da conservazione, però noi possiamo raccogliere il denaro del carburante, cioè 2.500 euro a tir, per capirci. Se dobbiamo pagare anche 1.500.000 euro, scusate, sono ancora rimaste le lire, di viaggio
d'imbarco, la cosa diventa complicata, perché noi dobbiamo fare i conti poi anche di questo tipo. Certo. Ecco, questa è la solidarietà di cui parlavi tu ed è autentica, è fortissima. Noi dobbiamo pagare un gap, non ci mettiamo in autostrada e andiamo. Non è così, noi abbiamo la nave, il carburante, le cose, eppure ci stiamo riuscendo anche noi, evidentemente con una grande partecipazione corale di popolo. Claudio, ne approfitto, visto che siamo appunto in collegamento con te, ti chiedo questo, perché è chiaro che l'obiettivo è quello di salvare, soprattutto in questo momento, donne e bambini dalla guerra. Le notizie, le ultime notizie ci danno dei piccoli spiragli di luce, Sì. anche se non è un fermo il conflitto, ecco, uno stop al conflitto ancora ufficiale non c'è, però i negoziati sembrano indirigersi verso in una situazione un po' più favorevole. Però è evidente che l'obiettivo è quello poi un domani di riportare nel loro habitat naturale, nel loro luogo, bambini e donne in Ucraina, sperando ovviamente di più prima possibile e soprattutto in una civiltà degna di questo nome. Però chi volesse contribuire, vuole dare una mano d'aiuto e quindi contattare appunto l'ANAS, quindi l'Associazione Nazionale di Azione Sociale, dare una mano d'aiuto anche, come dicevamo, dando dello scatolame, quindi cibo oppure farmaci, come può fare, dove si può rivolgere? Noi abbiamo a Cagliari la sede regionale, diciamo sarda, dell'ANAS in Viale La Playa 23 presso il dopolavoro ferroviario e temporaneamente abbiamo il magazzino principale, l'abbiamo realizzato lì per tutte le partenze. Poi abbiamo magazzini e disponibilità a Chiaramonti, a Sassari, a Budoni e in altri comuni. Sui social, su Facebook, basta cercare ANAS e trovate queste informazioni, numeri di telefono e l'IBAN per chi volesse fare una donazione con la causale, ovviamente, emergenza Ucraina. Per quanto riguarda questa assistenza, Fabrizio, ti dico, non lo so quanto durerà, nel senso che certo, gli spiragli positivi li leggiamo e vediamo che probabilmente si arriverà a un accordo, che sarà pur sempre un accordo che non soddisferà nessuno, ma sarà meglio certamente della guerra e dei bombardamenti. Io non voglio entrare nel merito di queste valutazioni, perché sono valutazioni, diciamo, che non mi competono. Noi abbiamo scelto di essere soccorritori e proviamo ad aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno, tutti, fossero anche quelli che hanno iniziato la guerra, se per noi sono tutti uguali i bisognosi. Però ho la sensazione che molte di queste persone che abbiamo portato non hanno un marito che finita la guerra le attenda. Ce ne sono certamente decine di casi così. Noi ospitiamo, ad esempio, una donna che si chiama Cristina, che è una programmatrice informatica con una bambina di 2 anni, il marito, che è un suo coetaneo, 26 anni, è lì programmatore informatico, ma col fucile l'hanno messo a combattere. Come sai, tutti i maschi abili dai 18 ai 60 anni devono combattere. Però non sono tutti così. Credo che molti nostri ospiti in Sardegna e in Italia, perché io ho portato in Veneto, in Trentino, in Puglia, in Calabria, ho portato complessivamente, abbiamo portato come rete ANAS 400 persone, senza contare quelle che prenderemo nel prossimo imbarco, che sarà domenica, lunedì. Beh, ho la sensazione che molti si trovino bene in Sardegna e anche in Italia e che vogliono rimanere. E quindi ci fa soltanto piacere, perché se almeno parlo della Sardegna sicuramente, ma anche dell'Italia, siamo gente accogliente e queste sono persone che hanno viceversa, oltre che bisogno, anche molta voglia di lavorare, il che non guasta. Claudio, perfetto, io ti ringrazio, ovviamente in bocca al lupo per questa ennesima avventura appunto Grazie a che te. quello dell'incontro col sindaco di Leopoli. Speriamo ovviamente che tutta questa situazione si risolva il prima Ti possibile. farò sapere come va se Assolutamente. costruiamo una bella rete solida a maglie strette con la municipalità di Leopoli. Tornerò, se Assolutamente. mi ospiterai, a raccontarlo. Assolutamente, qui come sempre è democratico il microfono, quindi ci mancherebbe altro. Grazie Grazie, ancora Claudio, grazie grazie Fabrizio, ovviamente. buonasera a tutti. Buona giornata. Grazie a tutti, grazie alle persone che ci hanno seguito. Come sempre vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa bella chiacchierata. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Sera, il talk show su social. Ancora grazie e buona serata. Ciao. Ciao.